Laura Puppato si ritira. La senatrice che dall'estate tenta un dialogo con la formazione di Grillo per un esperimento politico in Veneto ingrana la retromarcia. Non si candiderà alle primarie del Partito Democratico e spiega che non ci sono neppure margini per una candidatura fuori dal partito. La senatrice ex sindaco di Montebelluna aveva spiegato nelle scorse settimane di aver tentato più volte di dialogare con i 5 Stelle per un governo alternativo del Veneto. Sognava un laboratorio come quello di Crocetta in Sicilia, ma oggi spiega di aver scelto di gettare la spugna senza celare la sua delusione. Oggi come oggi dico che con Grillo ancora presente è pressoché impossibile, lo sappiamo, insomma, lui taglia le ali ed è molto centralista, quindi non concede assolutamente sperimentazioni a una democrazia evoluta, quindi probabilmente la cosa morirà come è nata. Dalla provincia di Treviso intanto in queste ore parte un vero e proprio appello al segretario regionale del PD Demenec, avanti con le primarie del 23 novembre, chiedono gli iscritti. Una richiesta molto forte, peraltro è una posizione che la segreteria aveva già evidenziato un paio di mesi fa, raccogliendo appunto le istanze così, dei simpatizzanti, dei tesserati, ed è una richiesta che viene confermata adesso da più di un circolo che ci chiede appunto di avviare le primarie. A rimanere virtualmente in corsa dopo che l'altro giorno il segretario Demenec ha radunato e parlato con i parlamentari sarebbero la sola Simonetta Rubinato per la provincia di Treviso e Giorgio Santini per Padova, oltre alla favoritissima eurodeputata vicentina Alessandra Moretti. Dei circoli però arriva la richiesta che va oltre a quella delle primarie per i candidati e la base chiede che vengano estese anche alla scelta dei consiglieri da mettere nelle liste, una sorta di parlamentarie per la regione. È un modo per rendere tutti partecipi delle scelte e da valutare anche in relazione a quante persone si propongono o sono utili. Se così non fosse, tuona Puppato, saremmo alle prese con un salto indietro nel tempo. Trovo questo un modo molto centralistico di tornare ad essere, diciamo, quel partito che decideva tutto nell'ambito delle segreterie.